Giorno 1, siamo con il gippone oggi, perché devo fare anche la scorta di pellet, visto che sono in Austria. Allora si va a mangiare qualcosina di interessante, di tipico austriaco, si va a prendere pellet e poi piccola tappa raduno. Il Gippone non delude mai. Guardate qua. Ed eccoci qui di nuovo sulla strada che porta al Fackersee per la European Bike Week 2025. Come potete vedere le moto che girano sono già tante, ce n'erano molte di più per strada. Tra l'altro ieri avevo fatto già un giretto esplorativo per dare un'occhiata alla situazione. Devo dire che la primissima impressione è che a livello di stand e di offerta mi pare sempre tutto uguale. Sono tanti anni che vengo su a questo raduno. Diciamo che il bello è appunto questo clima alpino, le temperature iniziano a calare, infatti per strada c'è stato un po' di freddino, devo essere sincero. Ho dovuto mettermi una felpa perché l'aria è frizzantina, ma nel dubbio mi sono portato dietro anche l'antipioggia che nel peggiore dei casi mi fa da strato impenetrabile dall'aria. Avevo già portato in passato un video sulla Biker Fest, sul lago di Fak. Tra l'altro ricordo che si dice Fackersee e non si o cosa, che in tedesco lago si dice See, il sì è mare in inglese. Durante l'European Bike Week queste zone si addobbano a tema Harley. Questo locale in particolare è sempre stato un locale a tema motociclistico, quindi non voglio dire che non fa testo, ma insomma non è una roba adobbata ad hoc. A Tarvisio in particolare, tra l'altro in Italia, uno degli ultimi paesi che si trovano prima di arrivare al confine, è tutto addobbato a tema Harley Davidson. L'indotto turistico che porta a questo evento è notevole. Purtroppo i prezzi in Austria in generale sono aumentati veramente tanto, e in particolare a questo raduno. Vedevo ieri che una bottiglietta d'acqua in molti stand veniva venduta a 3,80 €, che è un furto. Si sa che l'acqua in Austria è sempre costata tanto, ma non così tanto. Cioè negli anni, mi ricordo che fino a qualche anno fa la trovavi 2 €, 2,50 €. Adesso è 3,80 €, l'ho vista ieri in uno stand. Oppure una birra grande, che ricordo Fackersee è un lago vicino a Villacco, e a Villacco viene prodotta la Villacher, la famosa birra che si trova anche in Italia. E una Villacher a mezzo, non mi ricordo se era un 0,4 o un 0,5, ma in ogni caso veniva a 5,70 €, cioè un furto. Pensate che nei bar, ieri ho mangiato in un ristorante alle porte di Villacco, e in ristorante, quindi servita al tavolo in boccale di vetro, l'abbiamo pagata a 4,50 €. Robe da matti. Infatti il pranzo oggi è al sacco, anche perché ho visto un po' i prezzi dei panini e vedevo che c'era tipo il currywurst con un po' di patatine a 9 €, quindi stiamo parlando di un bus tagliato a pezzetti con un po' di patatine, quindi niente di particolare. Oppure vedevo panini anche a tipo 15, 16, 17 €, i goulash a 18 €, mamma mia, guarda. Ora abbiamo ancora qualche chilometro di strada, e quindi direi di rivederci tra un po', che per voi sarà qualche secondo, per me sarà presumo una mezz'oretta di strada. Piccolo aggiornamento, ho provato a chiamare i soci che erano già su e mi dicono che hanno dovuto fare il giro dell'Oca per arrivare al lago, ma quindi non vorrei che avessero già iniziato a chiudere le strade per via della parata del sabato mattina, ma mi pare strano. Pensate di no, io? No, Dio? Palle. Niente, chiuso anche di qua, porca. Ma dimmi te. La Madonna.
Ma sei seri? Cioè di qua si può entrare? Più che altro non c'è nessuno che controlla. E qua inizia il circolo privato dei motociclisti, un intero lago solo per noi, almeno per le strade intendo. Se vedete un po' di macchine sono o residenti o espositori. Povero. Quindi che dirvi signore e signori, là c'è il lago e oltre a questo, per tutti gli appassionati di Harley Davidson, benvenuti in paradiso. Oi, Questo fa giro. ma tutta la parade? Ciao. Ma... Bene sì, facciamo anche questa esperienza, la parata del sabato mattina del Fackersee. Il vecchio qua ieri aveva chiesto a mia madre se andava a fare un giro con lui. Questo qua del trike. Sì. Dio poi. Pronto? Oh, dimmi. Sono dietro di voi.
Bene, si fa un breve trasferimento di moto in un'altra location perché totalmente a sorpresa siamo riusciti a prenotare un test ride. Il test ride in realtà è per una moto che avevo visto ma non ero proprio così interessatissimo, cioè di vederla dal vivo sì, di provarla, diciamo che approfitto dell'occasione di essere qui. La moto in questione è la Pan America ST, quindi la Pan America dotata di cerchi in lega e assetto sportivo. Credo che cambino anche le tarature delle sospensioni. È partita la discoteca! Prenderei una Touring solo per fare queste tamarrate. Pan America ST rispetto a Pan America normale che avevo provato un bel po' di tempo fa, la sella è sicuramente più bassa e più ricurva e le gambe, sì, direi che le pedane sono più indietro. Scarico originale, quindi direi che non fa tanto testo. Ci regoliamo un attimo gli specchietti che devo dire sono abbastanza orribili. Alla fine gli hai fatta, io poi Sai che cosa viene in lui? Ma gli è passato la testa. boia. Occhio. E stavo già per lanciare la moto, perfetto. C'era veramente dell'olio con non so cosa per terra. Non riesco a capire se il parabrezza è regolabile oppure no. Non mi è chiara sta cosa. Non vedo maniglie, però vedo degli agganci. Forse anche sì. Boh, io vado là. Dio caro, mi sono cagato addosso io. Abbiamo visto. Allora, devo dirvi che è pura cattiveria questa moto. Poi, secondo me è una moto che ha una linea, cioè sia chiaramente l'ST esteticamente cambia poco rispetto a una Pan America 1250 standard o special. Ma è una moto che se uno vuole un enduro stradale, anzi per essere precisi, dallo stile unico che si differenzi dalla massa, secondo me la Pan America è una scelta molto azzeccata, perché il BMW GS, nonostante nella versione R1300 sia cambiata, c'è da dire che bene o male è sempre quella. C'è il classico boxer che esce, il becco a punta, più o meno, insomma cambia rispetto al passato, ma diciamo che capisci che è una BMW. Questa invece ha una linea molto personale, direi che se la batte un po' come linea con la Africa Twin, come originalità intendo, non come funzionalità. Chiaro che l'Africa Twin è una moto estremamente votata fuori strada, questa non lo so sinceramente se è una moto con le qualità fuoristradistiche come un Africa Twin. No, Alex, no! Cosa mi combini? Bene, vado sicuramente che sia tutto a posto, ci vediamo dopo. Bene, dopo una bella cenetta in compagnia riprenderemo la strada per il ritorno a casa. Adesso vedremo quanto freddo avremo per tornare indietro. Metto su la cerata io, Turu! Sono contento. Anch'io. Ma ripara qualcosa l'antipioggia? Non so perché non fa passare l'aria. Lo metti una volta e poi non lo togli più. Antibo, Tiziano, quante cazzo di corde hai messo? Ma che bello! Sembrerò un poliziotto. No! No, è una prova, diventa porta strada degli acquisti. Io guarda quello che mi hai sbagliato. Allora, visto che l'esposizione all'aria era veramente tanta, ho optato per indossare l'antipioggia, così sono bello protetto e non dovrei avere fastidi fino ad arrivo a casa. Bene signori, ieri sera tornando a casa mi si era scaricata la batteria e visto che faceva particolarmente freddo non avevo nessuna voglia di fermarmi a cambiarla, quindi ho fatto direttamente tutto un tiro.
tappa intermedia per dormire e ora si rientra definitivamente a casa. Come sempre, se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace se vi va e di iscrivervi al canale cliccando anche sulla campanellina per ricevere notifiche nel momento in cui verranno pubblicati dei nuovi video. Potete anche seguirmi sui social, trovate tutte le pagine sotto in descrizione. Auguro a tutti una buona settimana e ci rivedremo in un prossimo video. Non so ancora dirvi se con le modifiche alla Dyna oppure alla Italian Bike Week di Lignano Sabedoro. Ci vediamo al prossimo video.